Ed ecco qua che Giovanni ci ha preceduto e quindi ha raggiunto la base. Siamo a Trentino, che è un'altra località sempre qui tra Fanano e Sestola in Appennino Modenese, perché questa ortica nera adesso subirà alcune lavorazioni minime per arrivare poi dopo ad essere fibra. Allora, intanto qua facciamo conoscenza, Luisa, Esatto. con altri amici e componenti. Certo. Nathan ho già capito che si chiama così, quindi vado subito da lui perché sei quello che deve sfogliare Esatto, l'ortica. lo Ok, sfogliatore. allora facciamo vedere cosa fa e come fa uno Certo. sfogliatore. Allora, si prende lo stelo, si defogliano le foglie, meglio che si può, e poi bisognerebbe dividerli. Quindi il fusto da una parte e le foglie Esatto, dall'altra. perché le foglie possono servire per fare le tisane, invece il fusto serve per la fibra. Perfetto, allora intanto ti lascio lavorare, continua pure, facevo conoscenza con gli altri amici. Nicole, che ruolo ha in questa bella cooperativa? Io sono la responsabile marketing di Ortica. Che mi sembra stia funzionando abbastanza bene perché avete successo ovunque. Allora, stiamo facendo vedere un pochino le fasi di come si faceva un tempo. Sono fasi che sono realizzate anche oggi, naturalmente in maniera un pochino più professionale, Certo. allargata, però i fusti di ortica, una volta raccolti e tolti dalle foglie, come abbiamo visto fare Esatto. prima, dove venivano immersi? Vengono immersi nell'acqua corrente, ok? Quindi un tempo vicino a tutte le case c'erano queste piccole sorgenti all'interno delle quali che venivano proprio utilizzate per ottenere la fibra non solo di ortica ma anche di canapa. Quindi viene inserita, viene coperta con dei massi in modo che rimanga giù e tempo 15 giorni normalmente nell'acqua corrente si ottiene la fibra. Oggi invece di utilizzare la sorgente ci utilizzano delle vasche, se viene sempre utilizzata l'acqua che viene addizionata con degli enzimi che permettono di velocizzare il processo perché in una giornata tu hai l'ottenimento della fibra. Certo. Ok, quindi gli enzimi sono comunque sostanze naturali, dopodiché l'acqua può essere utilizzata comunque per irrigare, ma il processo base è lo stesso, ok? Quindi l'acqua, come racconta anche la Blue Economy, è il miglior solvente che esista, quindi acqua addizionata con enzimi per ottenere la fibra. Qui invece abbiamo acqua sorgiva corrente con la fibra dentro. Poi qui abbiamo invece Lorenzo Zecchini, che non so come si chiama l'operazione che deve Allora, farci lui dopo. farà la stigliatura manuale, vi farà vedere manualmente come dal fusto si ricava la fibra, poi noi la facciamo tramite processo enzimatico, però in questo modo vi facciamo vedere come veniva fatto un tempo. Quindi Però sfalda quello che non serve. La fibra. Eccole, queste sono le fibre tessili e sono super resistenti. Ecco, capisco quando prima ho fatto la domanda quanti quintali, quanto ne resta, lo vediamo Allora, già qua, insomma. fai conto che c'è, allora, della pianta verde rimane un terzo, ok? Perché perde la metà, diciamo, un terzo lo perde dall'essiccazione, un altro terzo lo perde dalla defoliazione. E diciamo che una delle complessità dell'ortica rispetto ad esempio alla canapa che contiene un mucchio di pectine, tantissime pectine e quindi è molto pernicioso, è più difficile da sfibrare, la canapa si sfibra più velocemente. Qui intanto ci ha raggiunto anche Denzel, piacere. Denzel. Ecco, che hai avuto la manovalanza pura in Sì, questa fase, nel ma che hai sistemare. anche altre attività in azienda. Sì, nel sistemare un pochino qua, abbiamo ritirato un po' sul muro, risistemato dentro. Ora appunto stiamo creando questa aiola dove dentro verrà messo comunque delle ortiche, delle erbe medicinali. Esatto. E poi tra l'altro dietro alle mie spalle c'è l'orticoteca, se posso chiamarla così, dove ci sono tante varietà. Allora, qua Dopo questa viene cardata, vuol dire attraverso un processo di pettinatura vengono eliminate che ci sono ancora delle parti legnose.
E a questo punto eccoci nell'atelier laboratorio, lo possiamo chiamare così perché in effetti ha la duplice veste, esattamente come tante sono le vesti della nostra ortica. C'è anche un altro elemento molto bello, lo vedete, sono circondata da 3 giovani, perché quando abbiamo parlato di cooperativa di comunità significa che c'è questa collaborazione allargata, ma significa anche che in territori marginali si cerca di trovare nuovi filoni di occupazione e soprattutto possibilmente occupazione giovanile, e qui sul giovanile ci siamo in pieno. Allora, ognuno il suo ruolo. Nicole Curi, noi abbiamo lasciato la fibra. Sì. Che succede alla fibra di ortica? Allora, noi come Ortica arriviamo fino alla fibra, successivamente il processo di tessitura, cardatura e filatura viene svolto in outsourcing presso un nostro partner e da noi appunto arriva il tessuto. Il tessuto di ortica può essere sia 100% ortica oppure può essere anche misto con altri filati come ad esempio la lana, il cotone. Ad esempio queste camicie sono 100% ortica. Tra l'altro è luminosissima come fibra, Sì. è proprio lucente. Sì, è molto simile alla seta come proprietà anche. E poi mettete all'opera anche il mondo sartoriale, diciamo, qui attorno, perché una volta c'era proprio una tradizione delle sartine di paese, perché tutte le rifiniture eccetera vengono fatte in maniera insomma artigianale. Sì, esatto. Infatti noi collaboriamo con diverse sarte del territorio e in particolare abbiamo la sarta che lavora le camicie e un'altra sarta sempre del territorio che si occupa degli altri capi. E andando avanti con la collezione abbiamo questo altro tessuto che è ortica misto a cotone biologico, mentre questa è ortica misto a seta. Questo tessuto della giacca si tratta di ortica misto canapa, mentre questo tessuto in jersey si tratta di ortica misto a fibra d'alga. Tra l'altro sono anche capi colorati, usate tinture naturali, ad esempio questo davanti a noi è un pantalone con delle stampe a foglie che sono vere e proprie foglie di piante che si trovano qua. Sì, esatto, questo pantalone è stato fatto tramite un processo di ecoprinting, ovvero la stampa è del tutto naturale e vengono praticamente applicate le foglie sul tessuto e prima viene fatto un procedimento per fare in modo che aderisca comunque il colore e successivamente il tessuto con le foglie viene arrotolato, bollito e il risultato è questo qui. E invece Nathan, non solo avete cavato le foglie dai fusti separandoli, ma adesso queste foglie le andiamo a utilizzare in questo spazio che è una specie di Laboratorio, definiamolo così, sì. Abbiamo diversi tipi di erbe, noi principalmente partiamo dall'ortica, la lavoriamo con questi setacci in modo che diventa estremamente più, questa l'ho fatta a mano in realtà, questa viene fatta con dei setacci, viene più polverosa e la mischiamo con altre erbe quali possono essere c'è dell'anice, della lavanda, a seconda un po' anche della stagionalità delle piante e delle proprietà che hanno. E per farne cosa? Delle tisane, dei preparati di bellezza, perché può nascere tutto veramente Può nascere di tutto, principalmente le tisane e anche prodotti per bellezza che sono di per sé molto bassi, sono dei sieriviso, quindi olio in macerazione con piante, e degli unguenti che sono un po' più curativi, li vai a applicare un po' più sulla pelle, e il sieroviso solo esclusivamente sul viso. Le ricette da dove vengono? Da Giovanni il nostro alchimista o avete voi spolverato conoscenze? Anche in parte di Giovanni e in parte di qualche libri che mi sono arrivati, sempre tramite Giovanni alcune cose. E questa è un'attività intrapresa per caso, volutamente? Hai studiato per questo? Allora, io ho fatto agraria per un po' di anni e all'inizio non era proprio un'occupazione che mi piaceva. Poi piano piano, scoprendo anche le proprietà e le piante, queste cose qua, ci si innamora di quello che si fa e ce l'ho fatta, diciamo così, mi sono un po' innamorato. Spero di innamorarmi sempre di più.
Allora, con questo circuito virtuoso d'amore, noi sappiamo che fate appunto anche tanti prodotti ovviamente finiti, anche in quel caso lì ovviamente ci si avvale poi di laboratori che hanno tutta la loro specializzazione. Allora, io direi che in questo caso siamo contornati appunto da questi prodotti, boccette, boccettine, abiti, capi, pantaloni. Io direi che siamo arrivati al nostro momento finale. Chiamiamo anche Giovanni? Allora, perché siamo partiti con lui, se non c'era lui, l'ultimo raccoglitore di queste cime, come ce la facevamo noi una giornata insieme all'Ortica Nera? Allora, è un bel gruppo di famiglia, abbiamo cominciato in esterno, chiudiamo in interno, però il saluto vi arriva appunto qui dal nostro Appennino modenese. Ortica è il nome, di nome e di fatto. Grazie per essere stati con noi, ci rivediamo tra 7 giorni. In collaborazione con AgriBanking, il tuo partner di filiera.